Presidente Zanin, sfattiamo un mito negativo. Una volta si diceva sempre che se altre regioni fossero diventate autonome, quelle già autonome sarebbero state affossate. Non è così. No, non è così. Oggi l'incontro con la delegazione della Lombardia, della Presidenza del Consiglio lombardo, sancisce proprio invece questa alleanza. Si ritiene che proprio in un'ottica di maggiore autonomia, così come è stata richiesta dalla Lombardia ma anche dal Veneto, c'è la possibilità di invece, con un sistema quasi dell'ascensore, far sì che anche l'autonomia e la specialità del Friuli Venezia Giulia aumenti. E quindi su questo si è attivato oggi un percorso che avrà poi anche seguito insieme al Veneto e anche al Trentino Alto Adige, per far sì che questa parte d'Italia possa in qualche modo autodeterminarsi nelle scelte attraverso la gestione di funzioni con le giuste poi anche risorse finanziarie e anche umane. E quindi attraverso questa alleanza io credo che ci sarà anche una forza maggiore Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato per poter rivendicare ulteriori funzioni, penso all'istruzione, penso anche ad altre realtà e anche con partecipazioni diverse, in modo che così il Friuli Venezia Giulia in ottica di sussidiarietà riuscirà a gestire direttamente le proprie funzioni attraverso il sostegno finanziario che viene dai propri cittadini, in un'ottica anche di responsabilità. Noi sono anni che siamo autonomi, ad esempio, sulla sanità, ma non tutti sono d'accordo che questo sia stato un fatto positivo. Ecco, anche su questo credo che dal confronto con la Lombardia possa nascere o una sanità nei quali tutti i livelli di controllo siano a mano regionale. Mi spiego, oggi siamo autonomi nella sanità, ma per esempio alcuni contratti, quello dei medici, sono determinati a livello nazionale, quindi noi non riusciamo a gestire la spesa, quindi è facile essere autonomi quando altri decidono quanto dobbiamo pagare noi a piedi lista. Se è così, allora è meglio rinunciare a questa specialità, perché è una falsa specialità, una falsa autonomia. Se invece riusciamo ad avere un'autonomia completa anche sulla parte della spesa e sui livelli sanitari da dare e li decidiamo noi, allora sì, è una responsabilità che ci possiamo assumere nei confronti dei nostri cittadini, perché avremo tutte le leve che ci consentono di governare al meglio questa funzione. Quindi se è totale sì, se è parziale come adesso no. Speriamo che la Lombardia ci aiuti anche in questo percorso di maggiore autonomia, di maggiore responsabilità anche per il Friuli Venezia Giulia. Quindi l'autonomia fiscale è comunque una base forte. E diciamo che senza i quattrini non c'è vera autonomia, senza i quattrini non c'è specialità, senza gestione autonoma delle risorse che i nostri cittadini pagano sul nostro territorio non c'è autonomia, è un'autonomia falsa. La volontà di Regione Lombardia di diventare autonoma risale nel tempo. Tutte le strade che abbiamo intrapreso si sono sempre infrante contro un governo che non ci era amico. Oggi arriviamo forti della volontà popolare, perché noi arriviamo forti di un referendum lo scorso 22 ottobre con 3 milioni di lombardi che ci hanno chiesto l'autonomia, e allora oggi questo incontro con il Consiglio regionale del Friuli ci porta da un lato a far emergere quelli che sono i vantaggi di un'autonomia per avviare anche un percorso possibilmente condiviso, perché quello che vuole fare Regione Lombardia è sì chiedere autonomia, competenze, funzioni e di conseguenza risorse, ma in un'ottica di un percorso virtuoso anche per tutte le altre regioni oggi ordinarie che possono e vogliono avviare un percorso di regionalismo differenziato, ma anche con le altre regioni che già la specialità ce l'hanno. Potremmo tradurlo però con un principio, ovvero poter spendere ciò che si produce. Questo sarebbe un principio per noi, è una sorta di miraggio, però è un principio assolutamente sacrosanto, cardine. Regione Lombardia nelle specialità, ecco quello che si diceva, mentre il Friuli Venezia Giulia ha tante specialità anche storiche, noi abbiamo una specialità particolare che è più che altro economica, i famosi, famigerati 54 miliardi di residuo fiscale, un primato, ahimè, che vanta solo ed esclusivamente Regione Lombardia, ma non solo in Italia, direi anche in tutta Europa, che è sostanzialmente la differenza tra quello che Regione versa allo Stato centrale e quello che dallo Stato ritorna e poi viene utilizzato per i cittadini. Noi abbiamo, ahimè, questo primato dove abbiamo un saldo negativo di 54 miliardi e allora capite bene che oggi poter avere più risorse per una regione che sta già cercando di fare tanto, che sta già cercando di ottimizzare, di efficientare e che ha già tante eccellenze, proprio su quello abbiamo puntato per rivendicare anche noi competenze differenti e più ampie, se è pur vero che Regione Lombardia continua a essere uno dei 4 motori dell'Europa, è altrettanto vero che le difficoltà ci sono, la crisi si è sentita, in un processo però virtuoso, non di
egoismo per cui Regione Lombardia si tiene il suo, Friuli Venezia Giulia si tiene il suo, ma in un percorso che, se attivato anche da altre regioni, come sta facendo il Veneto, come sta facendo l'Emilia Romagna, come vuole fare anche la Liguria, può portare davvero a un percorso virtuoso per tutto il Paese.